Crisi idrica che colpisce anche il nostro territorio, creando una situazione di difficoltà diffusa in tutto il paese. Per questo gli amministratori fanno appello al senso civico, spingendo i cittadini verso l'adozione di buone pratiche per l'utilizzo dell'acqua in casa e nei giardini, situazione in evoluzione che non fa escludere la possibilità di intervenire anche con provvedimenti ad hoc. Cercare di non sprecare l'acqua perché temo che saremo costretti a promuovere ordinanze come ad esempio quella che vieta di lavare le macchine con l'acqua potabile. Piogge dimezzate ed estati sempre più calde, il cambiamento climatico impone che ognuno faccia la propria parte, il sunto dell'appello che l'assessore all'ambiente rivolge ai cittadini per fronteggiare lo stato di crisi idrica dichiarato a fine maggio dalla Regione del Veneto, con un'ordinanza che dispone l'utilizzo calmirato dell'acqua in agricoltura e nei giardini privati. Chi dispone dei pozzi, per favore che vengano lasciati chiusi quando non vengono utilizzati. Cerchiamo di essere tutti cittadini consapevoli anche per il bene di tutti gli altri.